Con Cristiano Gimelli un pari che insomma, è arrivato dopo una partita un po' strana, la partita di questa sera. Sì, come hai detto tu, loro si sono comportati da squadra che si deve salvare, nel senso sono partiti molto abbottonati, ci aspettavano, diciamo, al primo gli unici due nostri errori diciamo, erano andati in vantaggio e poi al secondo tempo io ho contato 4 pali, 3 salvataggi sulla linea, nel senso quindi non mi sento di rimproverare nessuno. L'unica cosa è che forse ecco, li abbiamo sottovalutati perché loro obiettivamente 14-15 punti insomma, di differenza ti porta purtroppo perché è stato il nostro errore di sottovalutare gli avversari che oggi hanno fatto davvero una bella partita lottando per tutti i palloni, sono partiti molto forte, molto meglio di noi, il primo tempo molto meglio loro, però poi alla fine credo che alla fine sono usciti fuori i veri valori, nel senso che come ho detto prima, al secondo tempo non credo non ci sia stata assolutamente partita. Come dicevi tu, forse un pizzico di presunzione, perché Sì. poi vediamo i primi due gol regalati, è uscito però poi il carattere e la forza di una squadra comunque forte, capace di recuperare il doppio svantaggio. A quel punto pensavate che l'inerzia potesse essere la vostra prima di subire il 3-2? Sì, perché su due pali ecco, abbiamo preso altri due pali, e, come ho detto prima ci sono stati due salvataggi sulla linea, uno a me, uno non ricordo se su Severini, lì forse sospinti troppo dalla certezza di poterla chiudere, abbiamo preso il 3-2 e poi sul rigore a mio avviso ho sentito che era duro, il giocatore è stato letteralmente atterrato e siamo riusciti, in quel caso siamo stati fortunati a metterla sul palo. A questo punto la lotta per ovviamente il quarto posto rimane più che mai viva. Quale tra Eurobet e Venere in Bikini temi di più? E a questo punto, se avete imparato la lezione questa sera e prossima contro gli Hammers, ovviamente si scende determinati dal primo minuto. Sì, ci aspetta un'altra partita identica a questa, una squadra magari tecnicamente inferiore, però molto, molto più aggressiva rispetto a noi, molto più cattiva, di esperienza, che sono tutti giocatori grandi, quindi se partiamo come oggi riandremo in difficoltà. Per quanto riguarda la lotta per il quarto posto, siamo lì, siamo tutte squadre ottime, io purtroppo con la Venere non abbiamo potuto insomma, giocarci alla pari come voi sapete, quindi non posso dire chi tra questi riuscirà ad entrare in quel posto. Perfetto, ringraziamo Gimelli. Ciao ragazzi.